ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Incidente domestico fatale a Modica, esattamente a Contrada Treccasucce, Torre Rodosta. Un'anziana donna di 82 anni sarebbe scivolata da una scala da un'altezza di circa 2 metri ed è morta. Forse, colta da un malore, avrebbe perso l'equilibrio. Da lì la rovinosa caduta e di conseguenza il decesso. Una lite finisce nel sangue, ecco cos'è accaduto in via Agrigento. A perdere la vita una 52enne di Cattolica Eraclea. È stata uccisa a coltellate per motivi non ancora del tutto chiari. In base a una prima ricostruzione, sembra che la vittima e il suo assassino stessero animatamente discutendo, probabilmente per motivi futili, forse dovuti all'alcol. I carabinieri hanno già portato in caserma l'indagato per omicidio. Mattinata visibilmente complessa a Palermo intorno alle ore 11 in via Lanza di Scalea in direzione Mondello. Nello specifico si è verificato un incidente che ha coinvolto 4 veicoli. I mezzi avrebbero invaso l'intera carreggiata, per cui si è proceduto alla chiusura temporanea per permettere i rilievi del caso e la rimozione dei veicoli. Sul posto è giunta un'ambulanza che ha soccorso 2 persone rimaste ferite. Il personale della squadra mobile di Ragusa ha condotto indagini di polizia giudiziaria per l'identificazione dell'autore di scippi, rapine al passo e furti aggravati commessi in zona centro storico di Ragusa, culminati con la rapina aggravata in danno di una 79enne di Ragusa che successivamente è stata trasportata all'ospedale Giovanni Paolo II con un'ambulanza del 118 riportando lesioni. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle ore 20. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.